Presidente, quest'oggi all'inaugurazione del nuovo settore della delizia qui ad Orcenico parliamo di vino, che è uno degli elementi che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero. Questa inaugurazione aumenta l'attività e quindi un elemento in più per far conoscere il Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero. Intanto stiamo parlando della più grande cantina del Friuli Venezia Giulia, che oggi addirittura aumenta notevolmente la propria produzione, anche perché acquisendo questo stabilimento e recuperando tra l'altro un'area dismessa e quindi un'ulteriore positiva attività si allarga ed è in una situazione nel quale ha un fatturato assolutamente positivo ed anche un export estremamente interessante, con il 60% ormai dedicato ai mercati internazionali. Credo che sia l'esempio davvero di qualità, perché il prodotto è un prodotto sul quale si fa un'attività di grande qualità, e allo stesso tempo anche di coraggio alla ricerca di nuovi mercati e coraggio anche nel fare nuovi investimenti. Qui stiamo parlando di circa 12 milioni e mezzo di investimento ed è estremamente importante per il nostro territorio, lo è per i soci della cooperativa, ma lo è soprattutto per la nostra regione e vorrei dire anche è una delle eccellenze italiane in un prodotto come il vino che è assolutamente di grande qualità e ci fa conoscere in tutto il mondo. Come ricordava lei, un volano anche per l'economia locale. In un periodo di grosse difficoltà trovare un investitore del genere non è una cosa di tutti i giorni. No, assolutamente, quest'area poi è un'area, ahimè, dove ci sono diversi stabilimenti dismessi. Rivederne finalmente uno che torna in attività come quello ex della Friulvini, credo che sia anche questa un'attività di recupero per il nostro tessuto sociale estremamente importante. Ovviamente si tratta anche di una grande attività produttiva come quella appunto dei viticoltori che dedicano a quest'area, a questa attività, una forte produzione su tutto il territorio regionale ed è chiaro che insomma siamo particolarmente attenti a questo investimento. Vicepresidente Bolzonello, una realtà come quella della Delizia, che amplia in modo significativo la sua attività, dimostra come ci sia voglia di scommettere nel futuro in un periodo in cui di solito c'è qualcuno che si tira indietro. Una grande cooperativa, molto dinamica, capace di rappresentare al meglio i suoi oltre 400 soci, capace di grandi fatturati e nello stesso tempo di capire che la dinamicità dei mercati si affronta solo attraverso investimenti importanti. Questo è un investimento straordinario sia per la quantità che per la qualità di quello che viene messo a disposizione di un sistema come quello del Friuli Venezia Giulia, vitivinicolo, e che permette quindi di avere qui la più grande produzione per quanto riguarda la vinificazione del Prosecco e non solo. Un grande investimento che la Regione ha visto a suo tempo con grande favore, che ha accompagnato con gli strumenti che ha a disposizione e che oggi vede con grande piacere realizzato. Significa rendere sempre più competitivo il sistema del Friuli Venezia Giulia. Questi sono gli investimenti che vogliamo, queste sono le aziende che vogliamo, molto dinamiche, molto capaci di aggredire i mercati internazionali e quindi di contribuire poi al benessere di questa nostra terra.